Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video. Nello scorso video abbiamo parlato della Torre di Pisa, che è un simbolo dell'Italia, potete trovare il link nelle schede. Oggi invece parleremo di un simbolo del Belgio, un simbolo di Bruxelles, ovvero dell'Atomium, o se vogliamo essere precisi, Atomium. Questa struttura è stata concepita per essere temporanea, un po' come la Torre Eiffel a Parigi o altre strutture. Infatti è stata realizzata nel 1958 in occasione dell'Expo avvenuta a Bruxelles, un'esposizione universale più o meno come quella che è avvenuta a Milano nel 2015, ed era la principale attrazione realizzata. Sarebbe dovuto durare 6 mesi, però la sua distruzione è stata continuamente posticipata per più tempo finché non è stata annullata completamente. Però nei 30 anni successivi è stata fatta poca manutenzione. Infatti negli anni 2000 si presentava molto deteriorato e nel 2004 si è deciso di ristrutturarla, cambiando il rivestimento da alluminio a acciaio inossidabile. In questa occasione sono stati venduti dei frammenti del rivestimento di alluminio a appassionati o collezionisti. Nel 2006 è stata riaperta al pubblico perché sono finite le ristrutturazioni e in questa occasione è stata forgiata una moneta da 2 euro che rappresenta l'Atomium. La struttura rappresenta la cella unitaria di un cristallo di ferro, con ogni sfera che rappresenta un atomo. Ogni sfera ha il diametro di 18 metri e presenta 3 piani. Il piano più sottostante non accedibile al pubblico, gli altri 2 sì. La sfera più alta, posta a 102 metri di altezza, presenta anche un ristorante con una vista panoramica sullo skyline di Bruxelles. Questa sfera è collegata a terra con un ascensore che all'epoca era l'ascensore più veloce al mondo. Le altre sfere sono collegate alle altre con delle scale mobili simili a quelle che si vedono nei centri commerciali. Le sfere sono tutte accedibili al pubblico, a parte le 3 più alte, ovviamente mi riferisco non a quella centrale ma a quelle più esterne, che non è possibile visitare per motivi di sicurezza. Tutte le altre sono adibite a mostre ed esposizioni e spazi pubblici, quindi può variare il loro contenuto in base a cosa si vuole esporre. Seppur il suo aspetto sia molto bizzarro, tant'è che nel 2013 la CNN l'ha battezzato l'edificio più bizzarro d'Europa, è particolarmente significativo perché incarna appieno la fede nel progresso scientifico negli studi dell'atomo che si aveva negli anni 50. Quindi è un monumento alla scienza, è un edificio che non solo serve come funzione ovviamente espositiva, panoramica e turistica, ma anche è un simbolo stesso che ci rappresenta l'epoca in cui è stato realizzato, ovvero gli anni 50, in cui l'energia nucleare da arma che è stata usata nella seconda guerra mondiale è passata anche ad uso civile con le prime centrali nucleari installate in giro per il mondo e grande fede che l'energia nucleare potesse essere la nuova fonte di energia per alimentare il mondo. Parlando di curiosità riguardanti questo edificio, parliamo di copyright. Infatti la SABAM, società belga per la raccolta dei diritti d'autore, ha rivendicato la proprietà intellettuale dei diritti di ogni tipo di media riguardanti questo edificio. Infatti, fino a poco tempo fa, qualunque immagine caricata sul web sarebbe stata rimossa da questa società. Famoso è il caso che un sito web americano, contenente alcune foto riguardanti l'Atomium, gli è stato richiesto appunto dalla SABAM di rimuovere completamente le immagini riguardanti l'Atomium. Il sito le ha oscurate e le ha sostituite con un messaggio che avverte gli utenti di non postare foto dell'Atomium. Queste restrizioni erano particolarmente assurde, tant'è che nel 2015 è stata avanzata una proposta di legge da parte di OpenVLD, un partito belga, e poi successivamente approvata, che liberalizzasse l'uso delle immagini dell'Atomium. Attualmente, a quanto pare, l'uso delle immagini Atomium si può fare senza scopo di lucro, quindi se voi caricate una foto dell'Atomium potete farlo senza guadagnarci sopra. Infatti questo video non verrà mai monetizzato per evitare magagne con la SABAM o qualunque
altro che detiene i diritti attualmente di quest'opera. Secondo me questo è un grande passo avanti, perché trovo assurdo che un monumento non possa essere fotografato e condiviso su web, su messaggio, su cartolina, su qualunque cosa, perché secondo me lo scopo di un edificio, oltre al restare su quel posto, ad avere il significato o avere funzioni di per sé, è anche quello di suscitare emozioni negli occhi in cui guarda, e anche nel dare, diventare un simbolo. E per diventare un simbolo serve che la sua immagine venga diffusa, e qual è il miglior mezzo per diffondere immagini se non il web oppure qualunque altro mezzo. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate commenti, noi ci rivediamo in un prossimo video. Dato bene tutto, passo e chiudo.